Noi semplicemente cerchiamo di far lobby, siamo un bel gruppo di giovani agricoltori diffusi su tutto il territorio nazionale. Io rappresento i giovani sia per quanto riguarda la provincia di Verona che per il Veneto. Le attività sono tantissime, in particolare la formazione, perché crediamo che giovani imprenditori agricoli abbiano bisogno di formazione e sempre essere aggiornati rispetto al settore, le novità che ci possono essere e anche le opportunità. Abbiamo un ruolo importante che è quello di accompagnare questa nuova classe, queste nuove generazioni di giovani agricoltori al ricambio generazionale, quindi ad occuparsi delle aziende agricole su tutto il territorio, ed è chiaro che non è un momento così semplice, chiaramente, anzi stiamo assistendo a una fase di riassestamento completo e di riorganizzazione del modello agricolo. Io credo che la rete e le interazioni tra questi giovani imprenditori, appunto, che saranno un po', comporranno il tessuto imprenditoriale agricolo, sia fondamentale, e quindi parole come filiera, parole come etichettatura e parole come far rete saranno sempre più fondamentali nel futuro dell'agricoltura, non solo per i giovani ma appunto a livello completo. Diciamo, la politica agraria comune deve farsi carico di ciò e quindi dovrà, come dire, accompagnare tramite la legislatura l'inserimento dei giovani all'interno del mondo agricolo. Verona è una bellissima realtà perché c'è una vastità incredibile di produzioni e vede parecchi giovani impegnati. Noi solamente come nostra associazione contiamo più di 450 giovani iscritti a Coldiretti Giovani Impresa e che rappresentano le più svariate produzioni. Come dicevo prima, la rete tra questi giovani menti anche fresche che hanno un approccio agricolo completamente diverso da quello che siamo abituati sarà fondamentale da qui ai prossimi anni, ed è questo il nostro ruolo, quindi questa fase appunto di accompagnamento e di rafforzamento di questa rete. Noi chiediamo che venga continuata quella che è la fase sperimentale di etichettatura obbligatoria, che credo sia fondamentale per rappresentare poi equità nel mercato e anche per utilizzare come leva appunto per rafforzare il risultato economico delle nostre aziende, e chiedo, diciamo, alla politica in generale che possa aiutare nel cercare un approccio organizzativo migliore anche a livello comunicazionale per esportare i nostri prodotti, perché è chiaro che è lì, è sull'export, quindi sull'apertura nel mercato estero, che possiamo essere competitivi anche attraverso la valorizzazione di una leva di marketing importantissima che è il Made in Italy.